Allora, stiamo affrontando sempre con il sindaco Tiasso D'Artico, del direttivo dell'ANCI del Veneto, il discorso abbiamo visto della città metropolitana, quindi questo nuovo ruolo, questa difficoltà, l'unione dei comuni. Adesso entriamo anche nel discorso della finanza locale e quindi come vi state arrabattando, quali sono le grandi riforme non sono state ancora attuate. Sono mesi che se ne parla, però noi non stiamo vedendo un granché. Stiamo vedendo il Job Act, che poi parlando con gli addetti ai lavori sembra molto anacquato, molto blando, per poi molti imprenditori non vedono, stanno aspettando anche i decreti attuativi per vedere queste grandi modifiche, però non pensano che ci sia chissà che cosa. In attesa di queste grandi riforme, però qualcosa è stato fatto, si è detto che non si mettevano ulteriori tasse sui cittadini, ma i cittadini da tutti i rivoli possibili e immaginabili vedono che arrivano ulteriori prelievi ineluttabilmente. Cosa vedete voi? Ci sono dei tagli lineari? Cosa? Si continua a subire questi tagli lineari, a prescindere dai costi o dalle esigenze standard, e speriamo arrivino anche queste prima o dopo, in modo da veramente riequilibrare questi tagli, ma soprattutto ci viene imposto anche con una certa giustificazione a livello centrale, delle incombenze che costano ai cittadini, costano in questione di servizi che hanno minor servizi e costano a livello economico. Dico la trasparenza, dico l'anticorruzione, dico tutti regolamenti che impongono agli amministratori di avere un'attenzione a eseguirli e quindi uno spostamento di risorse degli uffici del personale non verso il cittadino ma verso a queste incombenze. Questo porta via anche risorse economiche, perché il dipendente comunale non riesce a organizzarsi, non riesce ad avere attenzione anche su fatture, su spese che i vari uffici hanno, avere l'attenzione anche con le ditte esterne, e quindi queste sono tutte ottimizzazioni che dopo potrebbero essere girate al cittadino in minori prelievi sulle proprie tasche. Noi amministratori l'anno scorso siamo stati costretti, perché a fronte di tagli fatti ci hanno messo a disposizione la Tasi, no? Perché alla fine funziona così, ti tolgo 10 e tu li puoi trovare mettendo la Tasi, se non vuoi mettere la Tasi fai tagli per 10 che io ti ho tagliato. Questa nuova incombenza per il cittadino ha un prezzo notevole. Io ho dei cittadini pensionati con 800 euro al mese di pensione che hanno una rendita su un terreno che magari è edificabile, che oggigiorno non si vende, non si costruisce, e hanno tra IMU e Tasi hanno i 2-3 mila euro. Io mi immagino un pensionato che porta a casa 9-10 mila euro all'anno di pensione, averne 2-3 per far fronte a un'opportunità che fino nel 2007 era un'opportunità, ma oggi non lo è più. Tra l'altro, anche qua la normativa nazionale e regionale non mi permette, finché non viene approvato un nuovo piano regolatore, di togliere l'edificabilità a questi soggetti, in modo di avere il terreno agricolo e di pagare sicuramente un ventesimo in meno, e finché non ho lo strumento urbanistico non posso farlo. E il strumento urbanistico è bloccato per altri motivi che non sto qua a dire, e quindi mi trovo in una situazione che effettivamente i cittadini che potrebbero avere un attimino di più respiro non ce l'hanno, oppure cittadini che ogni anno sono soggetti a nuove tasse che
non dimentichiamoci, non è solo una questione economica, è anche una questione di capire come devo farla, a pagare, a chi devo rivolgermi, devo andare dal commercialista a spendere ulteriore 30 euro per farmi fare il conteggio, dopo sono tasse come la Tasi, il 90% lo paga il proprietario, il 10% l'inquilino, diviso in due perché marito e moglie, cioè sono tutte incombenze che un cittadino ci deve perdere anche qualche ora di lavoro per riuscire a far fronte, oltre che a tirare fuori soldi dal proprio portafoglio. Ecco, a fronte di questa difficoltà, perché poi ovviamente anche voi vi trovate nella situazione in cui se aumentate la tassazione locale rischiate che poi ci sia una parte di popolazione, il classico pensionato che se non ce n'ha non ce n'ha, che non sia in grado di pagare. Nei comuni grandi questo emerge con evidenza, abbiamo visto dati anche allarmanti. Potete portare la questione o avete modo di interagire a livello col governo centrale, col ministro oppure no? Sì, come ANCI abbiamo portato più istanze su questo, abbiamo chiesto già da 2 anni a sta parte, abbiamo chiesto come prima cosa di darci una stabilità, nel senso mettici uno strumento, una tassa, mantienicela per 5, 6, 7, 10 anni, in modo che noi come amministratori possiamo fare della progettualità. Noi possiamo sapere oggi i soldi che ci arrivano dentro non solo quest'anno ma anche l'anno prossimo, l'anno dopo, perché sappiamo che sono pochi, però sappiamo e ci organizzeremo per far fronte di fare questo. Con l'ANCI abbiamo portato più volte, già in alcuni, non solo in un caso, al governo questa istanza. Sembra, almeno da voci che l'abbiano capita, dovrebbe partire da quest'anno il fatto di togliere la Tasi, l'IMU e la Tari e fare un'unica tassa nell'immobile e che questa tassa dovrebbe rimanere per parecchi anni. Da amministratore lo spero, almeno sappiamo di che morte dobbiamo morire, insomma, ecco. Assolutamente. E per quanto riguarda le altre questioni, le altre emergenze che state affrontando, quali sono? Beh, l'emergenza nei nostri territori è quella legata agli allagamenti, alle criticità idrauliche. Esatto, e qui entriamo nello specifico di quelle che sono le priorità stabilite dalla Regione. Sembra che si dovrebbe intervenire in questo senso, giusto? Sì, io per esempio nel quel esiguo bilancio che ho, sono due le opere, sì, le dico solo che i soldi nel mio bilancio destinati a opere pubbliche, si aggirano intorno ai 130-140 mila euro all'anno. Che tipo di opere dovreste affrontare? Le opere che abbiamo messo nel piano triennale, che sono già 3 anni che vengono mantenute, quelle sono criticità idraulica e quindi pulizia dei fossati, pulizia delle tubazioni e piccoli lavori di risezionamento appunto dei capifosso, eccetera, o quelli stradali. Il mio è il comune più piccolo territorialmente della provincia di Venezia territorialmente, però è uno assieme a Spinea dei più alti con densità abitativa più alta. Però siete senza personale, diceva, senza sono operai. senza personale, siamo senza operai, Quindi se dobbiamo portare una transenna per chiudere chi lo fa? L'assessore. Non è possibile neanche prendere a contratto esterno? No, non è possibile prendere a contratto esterno perché diventa il raggiro della legge sul personale e quindi non ce lo permettono. Però ad esempio c'è una buca per strada, facciamo l'esempio che sapete benissimo succede un incidente, risponde il comune, altro che... Allora facciamo così, ci arriva la segnalazione della buca per strada, parte l'assessore o uno dell'ufficio, un volonteroso dell'ufficio, va in magazzino, prende il cartello, lo mette sulla buca e dopo l'ufficio in 3-4 giorni dà l'incarico a una ditta specifico per chiudere la buca. Questo ha dei costi notevolmente più alti che avere un dipendente comunale che faccia questi tipi di lavori. Perché oltre ai costi dell'ufficio, che deve guardare i MEPA, che la ditta abbia tutte le certificazioni a posto, abbia Però il avrete una DURC. ditta come fornitore fisso di riferimento
che ha già fatto Sì, l'antimafia, indicativamente ne questa roba qua. abbiamo 2 o 3 della zona, però non è che sia una chiamata, cioè non è che io alzo il telefono o l'ufficio alza il telefono e dice vammi a chiudere la buca e dopo vedremo, no? Devo avere l'impegno di spesa, devo avere il capitolo, che ci sia i soldi in capitolo e a fronte di questo dare l'incarico alla ditta, che magari è una ditta che conosciamo, che conosce il territorio, però dobbiamo fare questa prassi. Ecco perché adesso siamo organizzati in questa maniera qua. Questi tipi di intervento cerchiamo di sommarne, non so, 4 o Diversi, 5, quindi. magari una volta ogni 15 giorni chiamiamo la ditta che ci faccia questi piccoli interventi. Così dobbiamo lavorare. Altro non c'è Altro quindi. non sa. Allora, parliamo ancora anche del discorso dell'emergenza idraulica, perché l'avevamo soltanto accennato, poi l'ho interrotto per vedere, per far comprendere anche le dinamiche a voi che ci ascoltate. Andiamo in pubblicità e poi torniamo insieme per vedere un po' di fare il punto finale della situazione.